Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical, kryptonite. Comincia questa mattina la nuova stagione dell'Udinese Calcio con il pre-ritiro, si riaprono le porte degli spogliatoi dell'Udinese e allora entriamo e diamo un'occhiata a quella che sarà la nuova stagione. La prima seduta dell'anno si tiene sul campo numero 2, dedicata ai difensori in questa mattinata, mentre il resto del gruppo lavora all'interno delle palestre. C'è anche qui vicino a noi, alla nostra sinistra, Alex Meret, e il mirino è ovviamente puntato, non solo della nostra telecamera ma anche del fotografo, verso quelli che sono i due principali nuovi acquisti. Uno presentato pochi giorni fa, vale a dire Ali Adnan, l'altro è Denilson, che non è propriamente un nuovo acquisto perché era già dell'Udinese anche in quel di Genova, però diciamo che torna ad allenarsi, questa volta però per far parte effettivamente in pianta stabile per quella che è la rosa della prima squadra, un tassello importante per quelle che sono le due corsie che poi verranno rimpolpate ulteriormente il 12 anche dall'arrivo di Sylvain Widmer. Un lavoro che si tiene alle mie spalle e che, come vedete, comprende già anche l'utilizzo del pallone, perché chi esce fuori lavora già anche con la palla, mentre chi lavora dentro le palestre ha già modo di effettuare i primi test anche con il tapis roulant e con il resto dello staff atletico. Qui si inizia già a prendere un pochino confidenza con quello che è lo strumento principale, la sfera di gioco che i calciatori hanno toccato poco in queste vacanze e che adesso torna a essere protagonista. Un ritiro che vedrà poi nel completarsi di questa prima settimana, che prevede 2 sedute ogni giorno, una al mattino e una al pomeriggio, prevede nel fine settimana anche una partitella tra Udinese A e Udinese B, proprio per iniziare già a assaggiare quella che è la primissimo livello di condizione, anche perché il 14 ci sarà la prima amichevole importante in quella di Klagenfurt contro lo Schalke 04, un primo test dove iniziare a sviluppare anche quelle che sono le prime indicazioni da parte del mister Stefano Colantuono, che sta seguendo ovviamente quella che è la parte di seduta qui sul campo esterno, dove questa mattina c'è presente il solo Alex Meret con Simone Scuffet, che lavora invece a partire dal pomeriggio. Questa è l'unica variazione tra allenamento mattutino e pomeridiano di quest'oggi, di questo primo giorno di preparazione, in cui abbiamo detto il mirino è sicuramente puntato sull'esterno brasiliano ex Corinthians, arrivato insieme a Guilherme. I due si conoscono proprio dai tempi del Corinthians, sono arrivati insieme nella stessa auto proprio perché sono legati anche da un buon rapporto, hanno viaggiato insieme anche in aereo, e proprio da lì Adnan che di fatto sta camminando per la prima volta sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi dopo i primi palleggi effettuati invece al Friuli in sede di presentazione. Palleggi che vediamo anche adesso, palleggi che aprono ufficialmente la stagione 2015-2016. Palleggi, pallone, ma soprattutto, come abbiamo detto, i test fisici, perché è importante anche lavorare su quello che sono i dati dei GPS per vedere che i ragazzi entrino in forma il prima possibile. Siamo anche all'interno delle palestre dove c'è anche qualcuno come Bruno Fernandes che sta effettuando proprio la sessione con il tapis roulant, sessione che serve ovviamente per riprepararsi in vista della prossima stagione e vedere appunto che i dati GPS siano validi per quello che è poi il lavoro che deve essere impostato proprio su questa base, su quello che è il livello di forma del ragazzo. Bruno che ha anche fatto il pollice sulla nostra camera, e dunque carico anche per l'inizio della nuova stagione, così come lo sono un po' tutti i giocatori che stanno riprendendo davvero quella che è l'attività, un lavoro intenso anche per il nostro staff che sta curando ogni minimo dettaglio fin da queste prime ore del ritiro, prime ore del pre-ritiro bianco-nero, che vuole ovviamente preparare al meglio per riscattare la scorsa stagione e per avviarsi verso quella che è la stagione del nuovo Friuli, del nuovo stadio, una stagione che deve essere assolutamente positiva.
magical kryptonite. Comincia questa mattina la nuova stagione dell'Udinese Calcio con il pre-ritiro, si riaprono le porte degli spogliatoi dell'Udinese e allora entriamo e diamo un'occhiata a quella che sarà la nuova stagione. La prima seduta dell'anno si tiene sul campo numero 2, dedicata ai difensori in questa mattinata, mentre il resto del gruppo lavora all'interno delle palestre. C'è anche qui vicino a noi, alla nostra sinistra, Alex Meret, e il mirino è ovviamente puntato non solo della nostra telecamera ma anche del fotografo verso quelli che sono i due principali nuovi acquisti. Uno presentato pochi giorni fa, vale a dire Ali Adnan, l'altro è Denilson, che non è propriamente un nuovo acquisto perché era già dell'Udinese anche in quel di Genova, però diciamo che torna ad allenarsi, questa volta però per far parte effettivamente in pianta stabile per quella che è la rosa della prima squadra, un tassello importante per quelle che sono le due corsie che poi verranno rimpolpate ulteriormente il 12 anche dall'arrivo di Silvan Wilmer. Un lavoro che si tiene alle mie spalle, che come vedete comprende già anche l'utilizzo del pallone, perché chi esce fuori lavora già anche con la palla, mentre chi lavora dentro le palestre ha già modo di effettuare i primi test anche con il tapis roulant e con il resto dello staff atletico. Qui si inizia già a prendere un pochino confidenza con quello che è lo strumento principale, la sfera di gioco che i calciatori hanno toccato poco in queste vacanze, che adesso torna a essere protagonista. Un ritiro che vedrà poi nel completarsi di questa prima settimana, che prevede 2 sedute ogni giorno, una al mattino e una al pomeriggio, prevede nel fine settimana anche una partitella tra Udinese A e Udinese B, proprio per iniziare già a assaggiare quella che è la primissimo livello di condizione, anche perché il 14 ci sarà la prima amichevole importante in quella di Klagenfurt contro lo Schalke 04, un primo test dove iniziare a sviluppare anche quelle che sono le prime indicazioni da parte del mister Stefano Colantuono, che sta seguendo ovviamente quella che è la parte di seduta qui sul campo esterno, dove questa mattina c'è presente il solo Alex Meret con Simone Scuffet, che lavora invece a partire dal pomeriggio. Questa è l'unica variazione tra l'allenamento mattutino e pomeridiano di quest'oggi, di questo primo giorno di preparazione, in cui abbiamo detto il mirino è sicuramente puntato sull'esterno brasiliano ex Corinthians, arrivato insieme a Guilherme. I due si conoscono proprio dai tempi del Corinthians, sono arrivati insieme nella stessa auto proprio perché sono legati anche da un buon rapporto, hanno viaggiato insieme anche in aereo, e proprio da lì Adnan che di fatto sta camminando per la prima volta sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi dopo i primi palleggi effettuati invece al Friuli in sede di presentazione. Palleggi che vediamo anche adesso, palleggi che aprono ufficialmente la stagione 2015-2016. Palleggi, pallone, ma soprattutto, come abbiamo detto, i test fisici, perché è importante anche lavorare su quello che sono i dati dei GPS per vedere che i ragazzi entrino in forma il prima possibile. Siamo anche all'interno delle palestre dove c'è anche qualcuno come Bruno Fernandes che sta effettuando proprio la sessione con il tapis roulant, sessione che serve ovviamente per riprepararsi in vista della prossima stagione e vedere appunto